Vista Giovanni Falcone, 1990. I pentiti e la politica. Io ho sentito tutte le interviste, quelle che ho fatto anch'io ai pentiti, no? E, insomma, sai che fanno questi pentiti? Loro raccontano tutto della mafia, come è organizzata, i rapporti, quello che hanno fatto, chi gli ha detto di fare, eccetera, eccetera. Però, quando si arriva al tema dei temi, cioè al rapporto tra mafia e politici, loro dicono niente faccio, no? Ma lei con quali pentiti ha parlato? No, io ho sentito prima di tutto tutte le interviste fatte, insomma quelle di Biagi, quelle fatte dal TG, praticamente tutto quello che è stato trasmesso io l'ho Non sentito. hanno mai detto, i pentiti di Cosa Nostra, non hanno mai detto niente saggio. Hanno detto esattamente il contrario. Basta leggere i verbali di Buscetta, di Marino Mannoia, di Contorno, di queste cose. No, ancora meglio. Io parlo sempre del vertice di dei queste vertici. cose non parliamo perché non crediamo che lo Stato sia in condizione di saper gestire queste cose che vi andiamo rivelando. Ecco, io questo volevo sentirlo. È verbalizzato nelle dichiarazioni di Buscetta. Quindi loro non parlano, non toccano il livello politico perché hanno paura. No, non è problema di aver paura. Veda, il problema della paura per un uomo d'onore non si pone. Non si pone. È una persona che è abituata a convivere. Si uccide un uomo d'onore certe volte perché dimostra di vacillare, di non sopportare per esempio il regime carcerario. Quindi si figuri se queste persone che hanno collaborato con la giustizia lo hanno fatto per paura. Non è questo il problema al lavoro. Il siciliano è abituato a convivere con la morte e il mafioso ancora di più. Allora perché non ne parlano di questi politici? Perché ritengono che sia controproducente in un determinato momento storico. È una libera scelta fatta da loro. Cioè, lei mi sta dicendo che loro si sentono parte degli equilibri politici di questo paese? No, affatto, non dico questo. Loro sanno perfettamente che quando si comincia a parlare e a toccare certi argomenti si sollevano certi inutili polveroni che tendono a svilire anche quelle parti delle loro dichiarazioni che sono estremamente fondate. Giovanni Falcone, 1990. I pentiti e la politica. Va ora in onda Lingue e dialetti. Ascoltate Giovanni Polli e la sua trasmissione Lingue e dialetti da 20 anni, antagonista allo sradicamento culturale e alla glottofobia. Ascoltate Giovanni
Ma insomma, ad ascoltare brani musicali come questi, anche un cuor di pietra come me, che notoriamente cuor di pietra in quanto rock, no? Normalmente, ma non posso evitare di, insomma, non due lacrime, come dice il titolo della canzone, ma almeno una. Questa è Lingue e Dialetti, sta già ridendo lì, Queste Lingue e Dialetti, aspetta, lasciami presentare almeno la trasmissione lì. Allora, stavamo cercando di ricomporci dicendo, questa è Lingue e Dialetti, trasmissione antagonista dello sradicamento culturale e della glottofobia. Al microfono c'è quel cuor di pietra di Joan-Marc Polli, di Giovanni Polli. Buonasera a tutti e va bene, Lia è contenta di essere qua con me questa sera, mi sembra di capire. E Lia è chi è? Lia Moretti è l'interprete di questa canzone. Lia, ci sei? Ci sono, ti ho anche cantato un pezzettino. No, adesso la canti subito, almeno un pezzettino ce la ricanti. Pezzettino. Vai. Sindo lacrime che gan dentro un riflesso fa domande poesia. No, mi commuovo. Mi hai fatto un regalo alla mia radio, ma tu mi hai fatto veramente un grande regalo, perché è un momento così brutto, cioè, vabbè, no, dai, allora, non voglio rattristare gli altri. Adesso momenti brutti li lasciamo proprio fuori di qua, perché... Appunto, li lasciamo fuori, ma dicevo brutti non solo parlando di me, brutti in generale, lo sappiamo, in generale, no? lo sappiamo. Ecco, il mondo come adesso, il virus, e i vaccini, e la politica, e queste cose è talmente brutto. Allora, fuma una bella roba, parluma di Robbei. Allora, Fumina è una bella, dai. Tanti auguri a te. Io guarda, ho anche cantato in diretta, io che sono stonato come una campana, dai. Questa è una cosa bella. Tanti auguri a te. Vai, finiscila da sola. Non posso andare su, ho fatto una nota troppo alta. L'ho presa alta. 87 sono tanti. Ma io non l'avrei detto, di una signora non si dice l'età, dai. No, ma perché è così bello, anche perché tutte le volte che io lo dico perché so che mi dicono, ma no, ma non li dimostra signora, ma guardi, ma lei proprio non li dimostra. È vero. Per questo che lo dico. Ma è vero, cioè lì non è che lo si dice così per dire, per fare i galanti, gentili, no? È così, tu non li dimostri affatto. Scusa, quando interrompo perché vai. mi dimentico, non voglio essere villano, me lo dice sempre quelle poche volte che vedo il medico, grazie al cielo, quelle poche volte, me lo dice sempre e allora mia figlia è tutta entusiasta, la mia mamma. Comunque ci sono, è la mia testa che ho paura che magari No, smettila di dire così, non tirartela come si dice. No, non avere paura mai, anzi, continua a cantare. Non adesso, intendiamoci. Lo so. Ecco, comunque, fermati. Gianni Polli. Su chi? Io adesso ti ascolterò per radio. No, tu adesso non scappare Lia, tu non scappare perché stai con me per qualche minuto. Io non volevo portar via tempo, hai capito? Tu non porti via mai tempo, tu regali il tuo tempo. Tu regali il tuo tempo, non lo porti via agli altri, ma stiamo scherzando. Grazie di cuore. Allora, io con te questa sera volevo fare una classica intervista di quelle belle, canoniche, eccetera. Poi ho detto, no, ma fuma una cicciarada che le più sei mei. Però non volevo assolutamente evitare di chiedere a Lia Moretti di presentarsi. Lia, chi sei? Perché canti? Da quanto tempo canti? Quando hai iniziato a cantare? Facciamo finta che nessuno sappia chi tu sia e raccontati. Allora, posso chiederti un favore? Tutto quel che vuoi. Che vado a 70 sul letto, che è un gran bel letto da Piazza de Solitude, abbasso la televisione e posso parlarti all'altro telefono che sento meglio, poi mi siedo. Benissimo, tutto il tempo che vuoi. Quanti secondi? Un attimo solo, Vai, che almeno... Io devo tenere la scena in tutto questo tempo e come si fa a tenere la scena quando c'è una grandissima, adesso a parte tutto con lei amo scherzare perché è veramente una persona squisita, Lia Moretti e ha da raccontare tante cose per quanto riguarda il suo genere che l'avrete capito, l'avete ascoltato, è la canzone milanese tradizionale, dove per tradizionale si intende il melodico, neanche quella tradizionale di ringhiera, no? È un'altra cosa perché le canzoni tradizionali milanesi sono di diverso genere, ci sono anche quelle delle osterie, però ne abbiamo già parlato, la Lia sicuramente con tutto il rispetto che merita il repertorio delle osterie milanesi, ma lei non canta le canzoni delle osterie milanesi. E intanto sei arrivata, io stavo parlando di te, stavo dicendo che tu canti le canzoni degli Angiporti sul Naviglio, no?
poi è svenuta. No, sto scherzando naturalmente, Lia, sto scherzando. No, perché il mio telefono che non riesco a sistemarmi bene, mi dispiace. Allora, ti sento già, ti sento. Perfetto, allora adesso, a parte tutti gli scherzi, abbiamo giocato perché bisogna far festa, il tuo compleanno, sono 87 portati meravigliosamente, con una voce ancora, con una voce di quelle che se tu andassi in scena riusciresti a rubare l'applauso subito, e su questi non ci sono assolutamente dubbi perché la tua voce c'è tutta, però appunto volevo anche che tu parlassi un attimo di te, perché mi fa piacere il fatto che chi non conosce Lia Moretti, questa signora che ogni tanto mi telefona, con la quale ogni tanto scherzo, insomma, racconti che proprio lei e il palcoscenico, lei e il microfono per cantare, insomma, sono una cosa sola, no? Ecco, da una vita no, sei, punto. Ecco, allora, raccontati. Ho parlato troppo. Per essere breve, fasemi alla svelta, dai. Allora breve... A 3 anni si è rimosso il palcoscenico. Du design. 12 anni. Scusa, si chiamava Balletto Aurora e tutti i piccoli teatri di Milano li ho fatti. Sì. Avevo conosciuto la Wanda Osiris, avevo 13 anni, mi doveva portare in America perché allora mi piaceva, ballavo, recitavo negli oratori, e invece mi venne la peritonite e così il mio sogno allora svanì. E poi ho sempre lavorato, tutta la vita, sempre lavorato. Poi ogni tanto andavo a cantare così, qualche piano bar con gli amici. Poi mia cugina Chiara, la Piave di Milano, che adesso la più, aveva questa bella trattoria, l'Osteria Amici Miei, a Milano, dove c'era il pianoforte, c'era la musica, e lei cantava già al Festival della Canzone Milanese, Teatro Nazionale, e Cinema Tiradenter, con la prima canzone che abbia subito successo, La Fiorista di Piazza Fontana, adesso in questo momento non mi viene di Luigi Carcano, il terzista, e lì è stato il mio primo grande trionfo, ritornare sul palcoscenico. Da allora sempre con era la Radio Meneghina, c'era Tullio Barbato il direttore. Ho fatto sempre tutti i concorsi dove insomma sono sempre arrivata prima, terza, seconda, non importa, ma quel che vorrei dire che senti cantare adesso a volte anche alla radio, quando si canta le nostre tira fuori la voce per dire che lo più sei bella, che lo più sei grande, dentro la voce che deve essere l'emozione di quel che ti dice, era questo che conquistava il pubblico, perché qui mi canti nel mio cuore, il mio pensiero, e dopo nient'altro, fa sempre tutti i concorsi, tutti gli anni, Teatro Nazionale, Teatro Carcano, ho partecipato anche alla commedia 5 giornate di Milano, al Teatro Carcano, perché mi piace molto recitare, ecco, il mio sogno era recitare, mi piacevano quelle attrici come la Volonghi, non mi ricordo più bene, che erano così brave, e il mio sogno era quello lì, però sempre lavorare, e adesso sono qui. Adesso che la mia radio, che Giovanni Poli, che Sammy Varin, che ogni tanto mettono una canzone di me canzone e ne sono contenta. Se ti vedi a casa mia è tutto un premio, no? Là in alta, con tutti questi quadri, questi premi, insomma... Ma lo sai che ogni tanto mi capita così, visto che io giro molto per bancarelle di vinili, no? Dischi in vinile, ogni tanto mi trovo delle canzoni milanesi e tu sei sempre dappertutto in tutte le raccolte. Ma quanti dischi hai fatto? Lì a tanti, immagino. Ma guarda, di miei che poi dopo, sai, sono diventata, ho cominciato a fare i CD, andare nelle sale incisione a incidere i CD, e di CD ne ho tanti, CD insomma, no? Se dice così, se sbaglio qualcosa te ne dice. Ma cosa vuoi sbagliare, scusa, Sono strumenti di lavoro tuoi i dischi, non miei. Dischi che sono, scusa quando ti interrompo, sono di qualche Gudedì, e poi sono su molti dischi di Radio Meneghina, perché io ho fatto tanti anni a condurre a Radio Meneghina, avevo la mia trasmissione, non so quante cassettine ho dove facevo la trasmissione di 40 minuti, come fa un po' Larico, il nostro poeta, dove mettevo le canzoni dei miei colleghi. Ma sai che questa mi mancava? Ecco, questa mi mancava proprio, che siamo colleghi, mi mancava proprio, guarda, è una prima volta che... Colleghi no. Come colleghi no? Per me è troppo onore.
Lia, dai, allora scusa, se lì alla Radio Meneghina fa una trasmissione di 40 minuti e se va la mia collega, scusami. Non so se non voglio vantarmi, ma sono brava a condurre. Perché non ne dubito No. sentirti, dai, cavolo. Sai perché? Perché sono spontanea, no? Lo sappiamo. Faccio amicizia per radio con le persone, no? Ma anche qui alla tua radio, alla nostra radio, sono venuta a fare delle trasmissioni. Dopo ho cominciato a paura, venivo a Milano con la mia macchinina e ci sono sconfinata in quel di Monza. Ecco qua. Tu sei un cataclisma, sei una potenza della natura, sei un qualche cosa sei uno tsunami di bellezza, Lia, cosa posso dire? Ti ringrazio, Volpi, voglio dirti una cosa, Giovanni. Sì. Quando adesso mi vanto di grande, quando ho visto la Vanoni sì. al Festival di Sanremo, no? Mm. Questa signora che mi è sempre piaciuta come classe, come la sua voce, vabbè, non era il mio genere di voce, ma è una grande. È una grande, non si può dire niente. Ma Pudarisi, adesso la dico grande. Io mi ci vedevo là quella sera là sì. a cantare una bella canzone, sarebbe stata una cosa stupenda per me. Ma guarda che tu lo dici così perché giustamente hai questo sogno, hai soprattutto questa carriera alle spalle che ti può permettere di dire una cosa di questo genere, però io ti garantisco che avresti proprio, secondo me, necessità per l'abilità che hai nel gestire il tuo personaggio alla tua giovane età, avresti sicuramente la possibilità di tenerlo un palco, ma non per una canzone, anche per una serata. Io sono convinto di sì. Oramai sono troppo spaventata, Giovanni. Ma a no. me questo virus mi ha veramente spaventato. Ha spaventato tanti. Mi fa paura il virus, mi fa paura come lo trattano, mi fa paura No, stavo dicendo, non devo dire le parolacce, io non le dico mai. Puoi permetterti, è il tuo compleanno, puoi dirne una, fallo. Allora volevo appunto dire a tutti i balchi che dice, a tutti i frotto. E questa è una parolaccia. Che ci dicono sui vaccini, non ne posso più. E allora comunque sono spaventata, quindi sono piuttosto chiusa in casa. E adesso qui è inutile tirarla per le lunghe, che tanti rock che vanno in del me curti sul Sarada Studente, e ogni tanto anche una persona come te, Sami Varin, tu quelli della radio, anche i registi, Roberto e Giulio Cesare, che mette su una mia canzone, oppure le mie ti dirò che io le fan, si dice così. Mi non ne dubito. Tutti i messaggini, i video, Non ne dubito. Ce le ho le amiche della radio e ogni tanto chiedono qualche canzone, e a volte a me sembra un po' di cercare l'elemosina quando dico per favore chiedete, perché almeno quando sento qualche volta la mia canzone sono contenta, mi fa compagnia. No, ma tu te lo meriti, Ilia, soprattutto perché voglio dire, con la tua carriera alle spalle e la tua vitalità, è vero che abbiamo tutti paura e non credere che... ma troppo io. Però attenzione, perché non andrà avanti così all'infinito. Non lo so, Giovanni. Aspetta un momento, aspetta. Dimmi. Adesso c'è la variante, dopo ci sarà la variante, dopo ti diranno quale vaccino, com'è che lo chiamo io? Medicinale sperimentale lo chiamo, non chiamo mai vaccino, sperimentale, cambierà 100.000 vaccini e poi verrà la Delta e di quell'altro non, dai, tanto per cambiare. Le lettere greche quante sono? Io confesso non ho fatto il liceo classico, qui il greco antico non lo conosco, per cui non so quante lettere ci siano, so che si inizia con l'alfa e si finisce con l'omega, questo lo so, però di là di questo non te lo so dire. Guarda, sai come sono stata brava quando ho partecipato, a parte che sei all'oratorio, allora quando avevo 15 anni all'oratorio tenevo banco, poi insegnavo i balletti alle ragazze, insomma, ma quando ho partecipato alle 5 giornate di Milano, sì. Di questo Gianni Ferri era la regia, io ero una delle comari lì, no? C'è stata un'intervista di Rai 3, ma mica dura per me, l'ho venuta a intervistare. Certo, per lo spettacolo. Insomma, a me è sempre piaciuto recitare, io il teatro lo vedevo per recitare.
E adesso anche reciti in De Permeste, meno male che è Giovanni Polli, che è la mia radio, che mi fa compagnia. Lia, ascolta, io però guarda che non ti mollo, nel senso che quando ci sarà qualche spiraglio per fare qualche cosa, io ti voglio far di tutto per cui tu possa riaffacciarti su un palcoscenico, perché te lo meriti. Posso cantare una volta sul palcoscenico, dici tu? No, tu non è che puoi, tu dovresti, anzi devi. Sì, no? dovrei, ma tutti in giro, vaccinati, non vaccinati. Guarda, adesso ho detto, sento ascoltami. che quelli vaccinati trasmettono. Ma lascia perdere, allora male. ascolta meno le balle, come hai detto tu, della televisione. Ascolta meno. Io sono ormai mesi che, facendo anche uno sfregio a quella che è la mia professione, che mi costringerebbe ad essere sempre informato, io sono mesi che non riesco più a guardare un telegiornale. Però te lo dico proprio anch'io francamente, Amsun Ruttibal anche a me. Ecco, perché alla fine della via basta. Juan, dico sempre una parola. Anche perché tutte le volte che ti serve la televisione, incenderli quei brass biot che infilano dentro questo ago, ma sono dei sadici proprio. Mezzogiorno, sera, ci vogliono proprio far obbligare, che brutte cose che fanno per fare propaganda, è brutta questa cosa, non la posso sopportare. Lia, fermiamoci qua, perché? Dai, basta così. Allora, perché sono per chi ci ascolta in diretta, le 19:58, fra poco dobbiamo andare in pausa per 2 minuti e quindi volevo salutarti come si deve. Grazie. E quindi io non ti ricanterò la canzoncina dei tanti auguri perché già prima l'ho fatto e cosa mai mi è venuto in mente. Ecco, però detto questo, fai finta che io lo sia. Magari Stefano, il nostro regista, è intonato. Stefano, se sei intonato, cantala tu magari per Lia, no. Si sta nascondendo, va bene. Grazie Stefano alla parte tecnica, naturalmente che lì. Quindi io ti faccio ancora figurativamente i tanti auguri in musica, invece te li faccio di cuore, anche se non in musica te li faccio veramente di cuore. Inutile che io ti dica che ci sentiremo qui l'anno prossimo per gli 88 anni, perché questo è scontato. Quello che mi piace, ma questo è ovvio. Grazie. Quello che mi... Eccolo che è arrivato. Che carino. Ecco, grazie Stefano, ce l'ha fatto, carinissimo. Ti dico solo 2 parole di una canzone. Vai. Una notte d'amore, levola da via, l'estate deliziosa, la tua compagnia, te ne domanda niente, nessuna godeti, ma per simpatia, no, l'altro non lo dico se no mi fraintendono. L'Etnis è finita, è la canzone di Mimo Di Nicoli. Giovanni, grazie. Lia Moretti, grazie a te, un abbraccione e a prestissimo, grazie ancora Lia. E salutami tutti le nostre amiche, i nostri amici di Radio, ormai dico Radio Padania. Quel che lei, siamo sempre noi, l'hai già fatto tu, ciao Lia, a prestissimo, ciao. Oh Stefano, allora io sono esaltato perché quando parlo con una persona che mi dà la carica vitale così mi fa ringiovanire. Sì, proprio così, sono 87, significa che io gliene ho di più e lei mi fa ringiovanire. Perfetto, allora giovani come mai siamo stati, linea a questo punto alla regia e noi ci riascolteremo, ci ritroveremo fra 2 minuti esatti. Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il nuovo IBAN per sostenere RPL. IT 84A 05387 01609 000 003 345439 presso Biper Banca Milano. Diventa nostro editore. Sostieni la libertà. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ed eccoci qua, torniamo in diretta, queste Lingue e Dialetti, Giovanni Polli al microfono.
Cultura Dialetti, i vincitori del premio letterario nazionale Salva la tua lingua locale. Sì, perché voi ricorderete che da qualche anno a questa parte, legato alla giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, proclamata dall'UNPLI, l'Unione Nazionale delle Proloqui Italiane, è sbocciata questa iniziativa che tra l'altro ha visto premiata qualche anno fa anche la nostra grandissima amica Simona Scuri di Far Lombard, e ne avevamo anche parlato di questa sua vittoria a questo concorso nazionale. Insomma, ma di che si tratta? È una di quelle iniziative che forse danno un po' di spinta a quello che voi vedete, non più che altro vedete, sì, se siete attenti, ma quantomeno ascoltate dalla mia voce quando una volta alla settimana vi racconto di tutte queste grandi o piccole iniziative che stanno fiorendo un po' ovunque a favore naturalmente della battaglia per la salvaguardia e il rilancio delle lingue regionali o minoritarie. Allora, sono tante iniziative molto spesso scordinate, sicuramente ricche di buona volontà, ma questa è la denuncia, è il limite che io continuo a trovare, di solito prive di quel coordinamento anche scientifico che possiamo definire, se possiamo definirlo tale, ma lo definiamo sicuramente tale, verso la rivitalizzazione linguistica. Sicuramente uno dei momenti più importanti e anche meglio strutturati è questo concorso che già a partire dal titolo rifiuta la parola dialetto, e che io credo e ho la presunzione anche di pensare che questa iniziativa, che è nata molti anni dopo questa trasmissione, abbia un po' preso magari qualche piccolo suggerimento da chi vi sta parlando, che continua a sgolarsi da un bel po' di anni. Dopo vi dico qui facciamo compleanno anche noi, e non ci sono arrivato perché il compleanno di Lia coincide con il compleanno dei Lingue Dialetti. Pazienza, tanto lo diremo fra poco. Ecco, questo piccolo semino di consapevolezza non è un dialetto, è una lingua locale. Ecco, pensate l'importanza di questo concorso, che è legato alla giornata del dialetto e della lingua locale, per cui dialetto per farsi capire, ma anche affiancando la definizione corretta, una lingua locale, perché non è una lingua di Stato, è una lingua di un territorio. Va benissimo. Poi abbiamo la definizione precisa che è lingua regionale o minoritaria, però la lingua locale va bene lo stesso, perché c'è la parola lingua e quindi non è un dialetto, è una lingua, e questo è il punto fondamentale. Poi sì, anche a leggere, io lo leggo anche questo articolo, almeno non so se lo leggerò tutto, ma inizio, è tratto da milorenteggio.com, quindi è un articolo che troviamo online, ed è proprio del 2 luglio, per cui 2 luglio, pensate un po', 17:45 e 28 secondi, quindi pochissimi minuti prima che andassimo in onda è uscito questo articolo, e dice così: si conferma ancora una volta in crescita per qualità e quantità delle opere il premio letterario nazionale Salva la tua lingua locale. Sono 270 gli autori che hanno partecipato all'8ª edizione relativa all'anno 2020. Complessivamente sono stati 61 i finalisti a contendersi il successo nelle 8 sezioni del premio. Fra le novità introdotte nel 2020, la sezione fumetto edito, che fa seguito all'inserimento avvenuto nel 2019 della categoria teatro inedito, quindi le categorie che vanno anche aumentando, no? E del premio intitolato all'illustre linguista Tullio De Mauro. E qui mi viene un attimo da pensare, ma non voglio guastare la festa, per cui ne prendo atto. È rivolto comunque ai lavori scientifici editi o inediti. De Mauro, sino alla sua scomparsa, ha ricoperto anche l'incarico di presidente onorario del premio. Ecco, quando dicevamo prima, mi spiace che tutti dicono de mortuis nihil nisi bonum, cioè non si parla, ma non si dice niente delle persone defunte se non cose belle. Allora, sicuramente il professor Tullio De Mauro è stato un insigne linguista e tutto quello che volete voi, uno dei padri della lingua italiana moderna, assolutamente sì, però purtroppo quando si è trattato di fare le battaglie per la tutela e la salvaguardia delle lingue regionali e minoritarie, ce lo siamo sempre trovati dall'altra parte della barricata, come nemico pronto a spararci addosso. Io non è che perché è da qualche anno che ci ha lasciato che dimentico il suo ruolo istituzionale, ahimè, è stato quello. È stato uno dei 3 saggi che hanno fatto la lista di proscrizione, la lista delle lingue buone e la lista delle lingue cattive. Per cui, ecco,
leggere il suo nome, che sicuramente va onorato, rispettato, è stato sicuramente un grande, niente da dire, onore perché se lo merita, ma se dobbiamo entrare nel merito proprio delle posizioni riguardanti il territorio, le lingue del territorio, non ci siamo. Ecco, va bene, lo ricordo, poi ovviamente le mie parole hanno il valore che voi gli attribuite. Comunque, passiamo oltre e meglio. Nonostante il 2020, e quindi qui adesso vedremo anche chi parla, è il presidente dell'UMPLI, Antonino Laspina, che è stato proprio qui, tra l'altro, nella seconda edizione del concorso, intervistato, e credo che fosse più o meno il 2010-2009, più o meno quegli anni lì. Allora, nonostante il 2020 sia stato un anno all'insegna dell'incertezza, abbiamo registrato un elevato numero di concorrenti. Rivolgo un sincero ringraziamento a tutti i membri delle diverse giurie per il grande lavoro svolto, complicato dalla difficoltà del periodo. Con l'edizione 2021 del premio speriamo di riprendere il normale svolgimento delle attività, premiazioni comprese. Dal canto nostro proseguiremo ad impegnarci ancora di più affinché il grande patrimonio linguistico del nostro paese venga tutelato, valorizzato, ma soprattutto utilizzato per raccontare, con tutte le sfumature possibili, anche il vortice di emozioni, esperienze e difficoltà del complesso periodo storico che stiamo vivendo. E queste sono parole del presidente dell'Unione Nazionale Proloqui Italiani, Antonino Laspina. La riscoperta e la valorizzazione delle lingue locali in questo, ma che bello, non dice neanche una volta la parola dialetto, è veramente... Sì, è stato un ospite qui in questa trasmissione ed evidentemente ha aiutato tutti quanti a capire su cosa bisogna puntare se vogliamo veramente fare del bene a questo patrimonio linguistico. Va bene, ricomincio. La riscoperta e valorizzazione delle lingue locali in questo periodo storico assume sempre più rilevanza per la nostra società, come è dimostrato dalla crescente partecipazione al concorso letterario nazionale. L'identificazione nelle proprie tradizioni locali e nei valori che esse veicolano è indubbiamente un valore aggiunto nel processo di rinascita nel post-pandemia, in cui le comunità, a partire da quelle più piccole, devono essere centrali. Ecco, queste invece erano parole di Bruno Manzi, presidente del Consiglio nazionale di ALI, Autonomie Locali Italiane. Adesso vediamo due note. Il premio Salva la tua lingua locale è stato istituito dall'Unione Nazionale delle Proloco UMPLI e da ALI Autonomie Locali Italiane Lazio ed è organizzato in collaborazione con il Centro Internazionale Eugenio Montale. Ma io quando sento il nome di questo poeta mi illumino, perché è sicuramente, dal mio punto di vista, insieme a Ungaretti, il più grande poeta in lingua italiana a oggi. E per la sezione scuola con l'NG EIP Scuola Strumento di Pace. Premiazione Bando 2021 è la tradizionale cerimonia di premiazione prevista per metà dicembre 2020, è stata posticipata, sì, e si terrà in una data da individuare tra settembre e ottobre, sempre che le condizioni rendano possibile organizzare l'evento. Qui siamo sempre alle prese con quello che anche Lia Moretti denunciava e io denuncio, e se ne parlava prima e se ne parla sempre. Non c'è ancora una consapevolezza del ritorno, non dico la normalità perché sarà lunga, ma un ritorno a una vita normale per quanto possibile sul fronte dello spettacolo, della cultura, della musica e degli eventi pubblici che, santo cielo, la socializzazione, no? Questa parola che sembra una roba astrusa, in realtà è la necessità della persona di legare con gli altri. E la socializzazione, ho capito, ci sono i social che rendono impossibili cose altrimenti impossibili. Io l'altro giorno ancora non ci credevo, ogni tanto la meraviglia mi sorprende, ancorché non sia proprio più un fanciullino e ancorché non siamo proprio agli albori dei social network. Ma quando io in tempo reale parlavo con una mia amica che vive in Messico e ci stavamo parlando normalmente dalla tastiera del telefonino che ho in tasca sempre, ahimè, ancora una volta non mi capacitavo. Io sono cresciuto con il mito della comunicazione che avveniva sulle onde radio, no? Perché io non sono mai stato un radioamatore, nel senso proprio di radioamatore iscritto al registro dei radioamatori dotati di apparecchi tecnici e tutto quanto, ma il fascino della comunicazione a distanza, se no non sarei qui a far radio, io l'ho sempre sentito. Trovarsi lì a dire sì, ma stiamo parlando come io e Stefano, stiamo parlando come da qui al Messico, effettivamente è un qualche cosa che ancora
mi desta meraviglia, riesce a destarmi meraviglia, ma non è che finisce qua, perché ci si parla col Messico, si fanno le riunioni online su tutte quelle diavolerie che sono state poi oltretutto implementate e sviluppate nell'anno scorso, che si socializza, anzi più stiamo staccati, più siamo preda del distanziamento sociale. Sto parlando a ruota libera, ma vi sto raccontando le mie impressioni, più la vera socializzazione muore. E quindi inutile che diciamo ci sono i social, tanto lo stesso, si fanno le didattiche a distanza, queste sono tutte balle, oggi questa parola va evidentemente, la dico anch'io. Abbiamo bisogno di trovarci a ricevere un premio, a vedere, ad applaudire le persone che stanno suonando sul palco dal vivo, a vedere un poeta che sale e recita quello che ha scritto. Abbiamo bisogno di fare queste cose qua, signore e signori, perché va bene che ci volete deumanizzarci e ci volete salvare. Ok, io non sono assolutamente di quelli che dicono no, non esiste niente, perché io sono stato malato di Covid, quindi sia chiaro. Ma è anche vero che se non si tiene conto anche dell'aspetto sociale, cosa cavolo ci ritroveremo domani? Io domani, signore e signori, voglio andare a un teatro, in un qualunque teatro di Milano, ad ascoltare lo spettacolo, il concerto di Lia Moretti. Voglio che sia così, perché è così. Tra l'altro Stefano, che è alla regia e lui lavora pure nel mondo dello spettacolo, non può che confermarmi, e bene o male nel mondo dello spettacolo ci siamo, no? E quindi sappiamo benissimo che cosa sta succedendo e che cosa non sono ancora capaci di evitare che stia succedendo. Altrove non è proprio così, non è che se Sparta piange a Tenerida, no, non è così. Però proprio a livello di devastazione completa come siamo arrivati in questo paese, io sinceramente faccio fatica a trovare un altro caso di questo tipo qua. Non lo so, poi magari mi sbaglio, magari vi sto raccontando un sacco di fake news. Allora, invece andiamo avanti dicendo che possiamo aprire le linee 02 66 20 35 29 se qualcuno vuole telefonare, perché il tanti auguri a noi ce lo faccio io adesso, ce lo facciamo io adesso, una bella parola, di quelle proprio da stanchezza e parole che ormai non seguono neanche più le sintassi. Va bene, ci facciamo gli auguri qui a Lingue e Dialetti, perché esattamente il 4 luglio del 1997 si aprivano i microfoni e io la ricordo sempre con un po' di tristezza, ma anche con una grande gioia, la collega Silvia Sanzini, che mi ha tenuto a battesimo. E voi lo sapete, ha avuto purtroppo una vita molto difficile per motivi di salute e ci ha lasciato qualche tempo fa. Silvia Sanzini e Giovanni Polli avevano aperto i microfoni per la prima volta con una trasmissione che si chiamava, lo ricordo il titolo completo, Lingue e Dialetti della Padania, si chiamava così, e non lo nascondo perché è vero. E poco dopo il titolo sarebbe cambiato, perché già ci si era accorti, già in quei tempi, che limitare geograficamente una battaglia era perdente, perché soltanto parlando di tutte le minoranze, di tutte le lingue minorizzate insieme, facendo una battaglia da nord a sud, da est a ovest, di tutte le lingue, per tutte le culture a rischio, ci sarebbe stata qualche possibilità, non dico di vincerla perché è difficile, ma quantomeno di arrestarne l'usura e la scomparsa. Ecco, quindi divenne Lingue e Dialetti, tra l'altro ponendo finalmente anche il onore al motivo per cui c'era questo Lingue e Dialetti, perché la poesia che ha svegliato tante coscienze è stata proprio Lingua e Dialetto di Ignazio Buttitta, e ci ritorneremo. Ne ho diverse versioni in circolazione. Già nel 2010 ne realizzammo una raccolta tradotte in diverse lingue regionali o minoritarie, per cui bisognerà ritirare fuori quel materiale. Quindi quest'anno facciamo il calcolo spannometricamente, sono 24 anni. L'anno prossimo, quarto di secolo, trasmissione d'argento, stagione d'argento. Quindi basta, abbiamo finito di fare la festa e adesso a questo punto la linea a voi. Pronto? Pronto, ciao, sono Emilia. Mancavi, Mancavo, ma guarda, non senti che voce ho, sono 2 o 3 giorni che sono in crisi tremenda. Volevo fare allora anch'io gli auguri alla Lia, ho sentito tutte le sue cose belle che non sapevo,
soltanto che adesso avevo preparato delle cose, ma poi è tardi, ma No, è già oggi. non è tardi, non è tardi, Emilia, non è tardi, perché il compleanno è anche tuo, tu sai che c'eri nel numero 1, quindi ci sei. No, ma è oggi il giorno. Era il 4 luglio. Oggi è il 2. Io pensavo fosse la volta prossima. No, vabbè, ma possiamo anche, niente. parlarne la volta prossima, tranquillamente, tanto gli anni li compiamo tutti i giorni. Perché ho anche la voce proprio, sono a terra. L'altra volta ho già fatto quella stupidata, sai che quella cassetta dovevo farti sentire quella canzone in dialetto che era così bella. Ed era così, l'ho anche cancellata perché avevo in ballo i 2 locali da mettere, la cassetta da una parte e la registrazione, insomma ho fatto un disastro. E adesso invece ti dirò che avevo trovato del 911, mi pare, sì, 911, del 2011, quella riunione che avete fatto e che sono venuta anch'io a sentirti, il Lac de Com e il Lac de... sì. Ho trovato l'opuscolo, volevo spiegartelo bene, ma adesso non ce l'ho neanche qui in mano, guarda. Ma lo sai che io non ce l'ho quell'opuscolo lì, accidenti a me. Te lo regalo, io tutto quello che non posso farti sentire perché ho tantissime cose, ma vedo che dopo non riescono bene, e le sto mettendo a parte e ho già qui la scatola pronta, aspetto sempre la tua visita. Ma tu avevi registrato qualcosa quella serata? Sì, penso di sì anche, però senz'altro ho la cassetta, ma ho l'opuscolo lì che ti do su tutte le tue canzoni, ho tentato di leggerle 1 o 2 in dialetto, nel vostro dialetto di Omegna, è dal Lac d'Omegna al Lac de Com, siamo lì, sai, dato che sono scritta anche molto piccolo, ho fatto una fatica tremenda, volevo leggertela in dialetto, ma invece che sulle traduzioni in italiano. La prossima volta... me ne leggi una, mi farebbe un piacere immenso sentire l'omegnese parlato da te, ma davvero, Sì, no, ma proprio è un po' fuori fase. No, alcune parole sono abbastanza... simili. Leggibili senz'altro, qualcosa è questione di pronuncia, ecco, non è che non le leggo. Le leggerei come leggevo il dialetto anche Comasco una volta, perché tu sai che la grafia che si utilizza, che meno noi abbiamo utilizzato meglio, è la grafia che era un tempo quella prima del Collina. Complimenti, allora la cosa per il suo compleanno, se la festa era oggi, io pensavo fosse la prossima volta. Lo facciamo la prossima volta, tranquilla, lo facciamo la prossima volta, così ascoltiamo magari anche qualche frammento, dai, va bene così. Ti faccio sentire qualcosa del tuo lì e ciao. Sei l'unico che parla, voglio proprio dirlo, perché guarda, io ascolto i quiz della televisione, perché tanto un po' di fa. Il Gerry Scotti è l'unica persona che in tutte le trasmissioni ha il gabitamento di parole in dialetto. Gerry Ma Scotti non è per mitico, prendere dai. in giro queste cose, perché lo sente. Proprio uno che lo parla. Certo. Parla e vuol far parlare anche gli altri, perché lui ma tutte le volte. Beh, guarda, adesso vi lascio perché è quasi il finale. È un onore immenso che tu mi abbia paragonato a un grandissimo della presentazione e della televisione e dello spettacolo come Gerry Scotti, perché in effetti io lo stimo tantissimo anche per questo suo modo di buttare lì qualche elemento delle sue radici. Sempre, anche lì magari, ecco, quella, perché l'album Mingaria? Sono quelle frasi proprio buttate là come parlano in dialetto a casa, ecco, normalmente, diciamo. Poi ho trovato, io avrei fatto, no te lo dico solo, ma è lunga da leggere, magari qualche volta, avevo fatto una fila, che la chiamavo filastrocca, ma era una roba lunghissima che prendevo un po' in giro, ma non da ciucche, come si dice, sul solito anche all'indialetto, no? Anzi, ho avuto un bel po' per mettere assieme i personaggi, ma la farò sentire magari a te in privato perché dura 7-8 minuti. Non l'ho mai letta io, l'ho letta soltanto il mio collega che era quando c'era la Radio Nova. È stata letta una volta sola in tutto 30 anni fa e basta. Emilia, quando io ti vengo a trovare mi porto il registratore digitale e ti registro e me la leggi lì al momento. Va bene? Ecco, quella lì allora te la leggo al momento. Perfetto. Perché sennò l'è lunga. Perfetto. Va bene, allora per stasera saluto tutti, faccio gli auguri a tutti e tu sei grande, io ti ricordo sempre. Emilia, posso dirti una cosa? Io ho sentito la voce che avevi all'inizio quando hai preso la linea e dopo mi viene su perché parlo. Adesso hai già la voce normale, guarda, per cui dovresti condurre una trasmissione, sarebbe un'ottima terapia per te, credo. Ma guarda che io le trasmissioni sulla radio, certo. la radio di Como ne ho fatte tante. Certo, come no. Ho fatto 48 trasmissioni tutte da sola con la musica classica. Facevo sentire i dischi, eccetera. Poi ho fatto la trasmissione con la banda di Eores, che l'ho registrata quando ero là sulla terrazza e poi spiegavo tutti i pezzi, eccetera.
e poi tutte quelle del dialetto che ne fanno motta. Io ti sto mettendo via un sacco di casse e cassette e ti dirò anche che il mio Don Camillo in diretta, quello si sente molto bene, sì? e do solo la copia giusta, perché le altre le ho sempre regalate, e le darò a te perché almeno saranno in mano di qualcuno. Ecco. Emilia, se io ti dico che entro settembre devo venirti a trovare, questo è un impegno che prendo coram populo di fronte a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Io sono contenta che dici entro settembre, ma guarda che io ho 90 anni e sei come in questi giorni, ti saluto. Emilia, no, tu mi saluti e poi ci rivediamo, non dire cavolate perché poi dico mi fai... No, ma non dico cavolate, perché sì. È abbastanza che mi succedono delle cose come mi succedono adesso, che non avrò più o la mentalità o la testa o la voglia o non sarò più qui non lo so. Io ti sento bella carica e questo mi fa star bene. Sempre quando sono alla radio, soprattutto con la radio padana. Ti porterò sempre in radio, guarda. Facciamo così. Ti lascio la conduzione di Lingue e Dialetti, facciamo così. Ti senti anche la sciuralia che la città di manca mica le triste, le chile lì. Santo cielo! Io ho sentito tutte le cose belle che faceva, che io non lo conoscevo, non lo sapevo per niente. Però lei era la bella presenza. Io ho suonato lei tanti poesie in diversi posti, ma adesso sempre tutta da grande, ecco, diciamo da sposata in avanti. Emilia... No, anche prima, ma insomma, perché io quando ero giovane non avevo la bella presenza. Ah, mamma mia, qui facciamo il club di chi si flagella. Mio fratello ha fatto l'attore, te l'ho già detto una volta. E certo. Io ancora tutte le cose con Sandra Mondaini, col Vianello. Emilia, tu eri e sei bellissima, punto, non discutiamone più. Va bene. Parla minga. Dai, parla minga, parlo come, dai. Un abbraccione, dai. Ci risentiremo la volta prossima, così festeggiamo bene il compleanno. Un bacione a te, Emilia, e mi raccomando. Scusate agli ascoltatori se oggi ne ho approfittato un po' da fare... Io cosa devo fare? Cosa devo fare questa donna che si scusa per averci tenuto sul morale? Io veramente sono allibito. Cosa le devo fare a Emilia? Sono un piccolo monumento? No, la riporterò qua sicuramente, purtroppo non fisicamente, perché questa sarebbe stata veramente una cosa bellissima poter avere Emilia Fontana qua insieme a me, proprio in presenza, no? Come si dice, come ci tocca dire. Invece fra poco Giovanni Polli in presenza non lo sarà più, perché ormai siamo scivolati verso la fine anche di questa puntata. Quindi va bene, l'ho anticipato, l'ho detto, la volta prossima andiamo a rovistare non nell'armoire dell'Emilia ma nel mio armoire, che è un caos primordiale pazzesco, però qualche frammento ricordo che forse per il 20ennale l'avevo rimesso insieme, avevo trovato una registrazione fatta in sala regia, tra l'altro nemmeno via cavo, era un registratore aperto lì vicino al monitor, per cui sentiva Giulio Cesare Carnelli che prendeva le telefonate, una cosa di questo tipo. Molto bella, anche se vogliamo un po' naif, ma dava proprio l'idea anche di questa nuova avventura che partiva e sicuramente nessuno mai avrebbe immaginato che sarebbe durata così a lungo. Allora, abbiamo finito di raccontarci le cose addosso, quindi grazie ancora a Stefano, grazie alle amiche e agli amici che ci hanno ascoltato, ci hanno seguito, grazie a Lia Moretti che è stata con noi nella prima parte, grazie a Emilia Fontana che ci ha telefonato, mai mulate in dur, glielo ricordo sempre, ma tanto lo sa, e quindi l'appuntamento è o nelle repliche della domenica o degli altri giorni se vanno le repliche, ma soprattutto per la diretta venerdì prossimo, e dovrebbe essere il 9 luglio 2021. Arvezza e Allegar dal John Polli. Avete ascoltato Lingue e Dialetti.